Ciao a tutti, video spesa molto easy, semplice, ho l'allergia, non fateci caso. Dunque ho preso, sono qua perché devo ancora portare la spesa di là. Ho preso 2 pacchi di lettiera per gatti e sono stata all'Eurospin, non ve l'ho detto. Sono svampita, il vento mi sta facendo andare fuori di testa. E quindi niente, porto la spesa di là, vi faccio vedere cosa ho preso. E so che vi mancavano i miei video spesa, adesso ritorneranno con calma. Vabbè, ovviamente non farò sempre chissà che spese, però insomma qualcosa devo farla, se no non si mangia. Se no non si mangia. E niente, gatti, andiamo di là. Poi ho preso una cassa di acqua frizzante e una cassa di quell'acqua da mezzo litro naturale, perché io poi riuso le bottiglie. Allora, mi sono presa il pane, queste sono le foglie, io le chiamo spaccate, pane allo strutto. Poi le patatine ho preso un pacco, ma ce n'è uno aperto, però ne ho preso uno per scorta. Poi le brioche solite per Franz, queste qua solite, insomma, di solito prendo quelle del Lidl, lo so, però questa volta ero lì e le ho prese lì. Poi ho preso la porchetta perché era scontata in offerta e poi comunque scade il 10 maggio, quindi va benissimo. Una confezione di lattughino, solo che questo lattughino era tutto un po' andato. Ho preso quella che sembrava migliore, ma questo tra oggi e domani deve essere finito, se no va male. Poi ho preso le sottilette senza lattosio, che chiamano fettine di formaggio fuso. Mi sembrano tanto morbide però rispetto alle sottilette, almeno dalla confezione. Poi la salsa tonnata e il ketchup è quello che preferisco, e mi pare ce ne sia ancora un tipo di marca che mi piace, se no io coi ketchup sono un pochino, perché o sanno troppo di vino o sanno troppo di pomodoro e quindi sono difficile. Poi ho preso questo prodotto per pulire il forno, non l'ho mai visto, penso sia una novità e voglio provarlo. Poi 2 barattoli di latte senza lattosio, il solito, il pesto senza aglio, e questo è il succo fresco, era nel banco frigo, non l'ho mai comprato, veramente mai, e quindi ho detto perché non provarlo, era in offerta quindi l'ho comprato. Poi le caramelline, queste qui, le gelee morbide. Poi un pan bauletto 8 cereali e soia senza olio di palma. In realtà non volevo prenderlo, poi ho visto che c'era questo tipo qua, non l'ho mai provato e quindi ho detto vabbè, lo prendo. E infatti poi ho preso anche le sottilette, l'affettato ce l'ho, e quindi per fare i toast, ecco, giusto per cambiare. Poi due scatole di bicarbonato, solito, questa accendifuoco, diavolina, che io chiamo diavolina. Poi c'era questo pacco di pasta in offerta, 1,5 kg, mezze penne rigate, non mi ricordo quant'era però. Ho provato a prendere queste patate, sono curiosa di vedere come siano. Di solito io non vado tanto a vedere le patate che prendo, le prendo un po' a caso. Queste sono apposta per essere lessate e quindi voglio vedere come sono. Tanto non costavano tantissimo. Poi ho preso le ciunghe, come si chiamano in italiano? Chewing gum, ecco, questi qua. E poi i tappi per le orecchie, i miei soliti tappi. Cos'è quella roba? Un po' di sporco, ok. E basta, quindi questa è la mia spesa del Eurospin per quanto riguarda oggi, che è il 20 di... che giorno è oggi? 20 aprile. Sì, 20 aprile, ecco. Ok, adesso non mi resta che mettere via... Ah, vabbè, l'acqua ve l'ho detta, ed è qua. Quindi quelle bottigliette piccole, bottiglie grandi. E basta. Ho preso un gatto che questa volta non si chiama Pepe ma si chiama Pipo, ed è lì. Vabbè, dai, soliti discorsi. E niente, adesso metto via veramente tutto perché devo anche piegare quella roba lì stesa perché dovrebbe essere asciutta. E non so cosa farò da mangiare, ma penso proverò proprio quel pesto lì senza aglio, giusto per vedere com'è. E lo mangio anch'io, anche se dentro ci sono cose che non potrei mangiare, ma lo voglio assaggiare anch'io. È tutto per questo video spesa, io vi ringrazio per aver guardato il video, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, veramente poca perché non ho fatto tanta spesa e basta. C'è ancora vento qui, stranamente. Qua viviamo di vento praticamente, fa freschetto ma non tantissimo, è già migliorata la temperatura, dovrebbe migliorare nel corso del fine settimana
E basta, noi ci vediamo in un altro video come sempre. Ciao!